Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati in questa terza puntata, tutto rigorosamente in diretta, e ho qua vicino a me la nostra Fabiana, una dei componenti del duo del Basta Mo più uno se ce la fa. Perché dico una dei componenti? Perché stasera ti hanno piantato in asso i tuoi colleghi. Sì. No, è successo, siccome siamo in diretta, è successo un piccolissimo disguido e stanno arrivando, hanno trovato un piccolo inconveniente per strada. Io so però che tu ci vuoi fare un bellissimo stacchetto giusto per far vedere come ti suoni la fisarmonica, Fabiana. Facci ascoltare, via! Questo è il Carnevale di Venezia, esatto. Bravissima, bravissima. So che stanno arrivando, mi raccomando, mettili a posto, perché sono un po' maldestri i tuoi compagni. Dopo facciamo tutti insieme. Dopo facciamo tutto quanto insieme, dopo li ripresentiamo. Invece sono qua che con i miei colleghi di questa sera, la nostra... Ti vedo bene, Elena, sei abbastanza altezza giusta sei, Facci complimenti, complimenti, benissimo. La nostra Frida, ciao Frida, com'è andata la settimana? Bene. Tutto bene, questo è l'importante. Cosa hanno detto a casa? Cosa hanno detto? Hai sfigurato di fianco a Elena? Sì, cosa guarda, dicono? Adesso Mauri ha bisogno di sì, no, esatto. Ma lei si mette i trampo, lo fa apposta, lo fa. Sì, infatti, hai visto che lo fa apposta per farci secondo me sì, secondo me. Io dico sempre, io sono alto come Tom Cruise, quindi sappiate che insomma ci sto dentro, no, a parte gli scherzi. Ragazzi, siamo pronti per cominciare. Elena, so che hai tantissimi ospiti da far coordinare questa sera, vero? Sì. Quindi ti congediamo subito, esatto, perché due li hai già portati dentro, sono già qua con noi, i primi due ospiti della serata, e cominciamo subito con lo sport, cominciamo subito con dei campioni ad alto livello, qua non si scherza mica, E qui alla mia destra c'ho Walter Bartolini. Ciao Walter. Ciao Walter. Vecchia conoscenza, sei stato con noi lo scorso anno, ti rivediamo sempre volentieri, sei un campione di motociclismo. Sì. Mentre alla tua sinistra chi abbiamo? Abbiamo Frida? la scherma di Imola. La scherma di Imola, associazione importantissima. Siamo con Nicola e certo, con l'atleta Ludovica. Ciao Ludovica. Ciao ragazzi, ben arrivati. Oh, chi vuol cominciare? Chi vuol partire? È uguale. Domanda scontata. Cosa avresti fatto tu in malese? No, domandona che questa qui ormai se ne parla da mille secoli. Un po' colpo di tutti e due. Sì, li hanno esagerato un po' tutti. Ma non vogliamo parlare di loro, no. Secondo te chi vince la moto? No, scherzo, no. Non si sa. Ascolta Walter, parliamo di te invece. 5 titoli in Super Twin. Vinci sempre, mi hanno detto. Ma sì, è un campionato, tutti prototipi, certo, e io con questa squadra mi trovo bene, già 5 anni che siamo insieme. Sono di Padova e ci troviamo bene, allora abbiamo queste soddisfazioni, queste moto fatte da loro, prototipi, e allora tutti gli anni questo miglioriamo. Quindi è una combinazione vincente, naturalmente. Sì, ci troviamo bene molto anche a livello carattere. Vediamo anche le foto che stanno dando le foto. Trofeo Varano, Moto Varano questo, vero? Sì, questo qui sì, che lì ho fatto tre gare, perché ho fatto anche una wild card nella Open 1000, certo, perché noi abbiamo 2 valvole che insomma, abbiamo meno cavalli, però abbiamo corso in mezzo a loro e quindi ho fatto un terzo posto, è stato bello. Tra l'altro mi hanno detto questo, mi hanno detto che tu siccome vinci sempre nella Super Twin, quest'anno ci hai permesso di fare anche un'altra categoria, insomma almeno per fare qualcosa di diverso. Esatto, loro sono dei 1000 che hanno 200 cavalli, invece noi ne abbiamo 140, però è stato bello perché poi a Varano un pistino un po' piccolino e c'è stato una bagarre che ci siamo divertiti, perché dopo ti viene proprio quel nervoso in gara che devi andare a prendere, però è stato bello. Ma ti chiedo, ecco, in gara com'è lo spirito di un pilota quando è... come cambia? Si chiude veramente la vena, come dicono? Come riesci a ragionare quando sei lì? Ma ragioni, lì cerchi sempre di andare a tirare e poi senza cadere, perché adesso il nostro campionato è stato un po', quest'anno un po' critico, nel senso che c'erano meno piloti, perché un po' con la crisi si sente anche lì. Allora è stato un po' un campionato che non mi sono divertito molto, perché avevamo un secondo e mezzo a giro in vantaggio. Allora dopo corri che non devi cadere, però devi vincere, sai, sei un po' teso. Certo. E poi Walter, un punto di riferimento molto importante è stato il tuo farmacista, per quanto riguarda la gara. Perché l'ha dopato, gli dava il doppio. Che è un nostro, tutto integratore, però è bravo, che è già molti anni che ci segue. Che vi dà un supporto e soprattutto ti dà un supporto non indifferente. No, perché quest'anno lì, anche quella gara lì, che ho dovuto fare 3 gare, che scendi da una e subito quell'altra gara avevo, e grazie a lui, insomma, a livello integratori quindi, mi ha aiutato un bel po'. Ecco, mi anticipi tra l'altro un argomento proprio a livello di integratori, che guarda, lasciamo lì in sospeso, perché tra pochissimi minuti parleremo anche di questo, visto che la puntata di questa sera è prettamente dedicata allo sport, quindi abbiamo associazioni sportive, di cui
medico veramente molto esperto di integratori, che dopo però andiamo a presentare. Ecco, ultima gara molto bella, te la sei tirata fino alla fine, nel senso non tirata nel senso che te la tirai, ma nel senso che hai suonato giù di brutto, insomma, vero? Sì, lì in quella 1000 Open, perché vabbè, la mia categoria, credo l'avevo vinta, che ho fatto 2 gare anche l'ultima gara, poi nell'ultima, in quelle alte dove c'hanno 50-60 cavalli in più, ho fatto il giro più veloce in gara e poi siamo arrivati in volata perché lui dopo in rettilineo all'ultimo giro mi ha passato perché avendo più cavalli, però siamo arrivati a 3 decimi proprio attaccati, però è stata bella e infatti il prossimo anno vorremmo fare quel campionato lì in mezzo a quelle categorie lì, anche se non lo vinci perché insomma siamo più cavalli. Quanti anni hai, Walter? Sono già vecchio, 51. 51 anni, ascolta, noi ci stupiamo che qualcuno a 36 anni è lì che studia, ma tu 51 anni, cavolo, ne hai 20 in più. No, sai cosa? Mi piace, anche in palestra così, questi nuovi allenamenti che allora sai, ti piace portare avanti un po' questa cosa. Poi deve essere anche una soddisfazione personale sì, ma importante, dopo vuoi vedere a una certa età con questi nuovi allenamenti, integratori, capito, dove riesci ad arrivare. Ma ricordiamo a casa quanti chilometri si raggiungono in una gara di solito, normalmente? Quanti chilometri di velocità o di lunghezza? Di velocità, perché quanti chilometri di lunghezza? No, nella nostra categoria, capito, abbiamo pochi cavalli, che ne abbiamo 130, però tipo al Mugello nel rettilineo 287 ci arrivi lo stesso. Beh, insomma, si comincia a stringere la pista abbastanza. E i tempi di ripresa come sono dopo una gara di solito? Ma lì... Lei è abituata col suo fidanzato, lei parla di tempi di ripresa perché insomma lei giustamente è interessata, visto la velocità che lei ha a casa, dice tempi di ripresa, quindi abbina le due cose. Devo fare i paragoni. Ti servono un po' di integratori, dopo li chiediamo al dottore, che c'è anche degli integratori. La velocità, sai cosa, a livello fisico non è molto, perché io prima facevo i mondiali di motocross, ecco lì invece il cross è più a livello fisico. Sì. Invece però a livello concentrazione, la velocità, esatto, dopo ti vuole 3-4 ore prima di ritornare un po' in sé a livello velocità delle cose. Certo. Ma è vero che la mente umana, la mente di un motociclista si abitua a ragionare velocemente? Cioè, sì. Arrivi nel ragionamento più in fretta, cioè la vista, è tutto più veloce? Delle volte anche quando prendi una decisione nel sorpasso, quando l'hai presa, ormai sei dentro, non sai se arrivi lungo, se prendi quell'altro pilota, perché quando arrivi a quella velocità lì, quando hai deciso di andare dentro, o vai. Perché lì più rischioso fosse a tirarsi indietro, magari. Vero? No, sai, ormai dopo hai scelto andare in staccata, andarci dentro, se sei lungo lo prendi e via. Bellissimo. Sono quelle decisioni un po' che... Ma la decisione come arriva? Aspetta, scusa Frida, è interessante, qui stiamo andando nel dettaglio del pilota. La decisione arriva perché quando ce l'hai lì dici adesso ci vado dentro, prima lo studi un po' per vedere dov'è il suo punto debole. Lo vedi da dietro dove un pochino... Esatto, dove puoi passarlo, perché dopo non tutti abbiamo i punti veloci e certo. E dopo li decidi e dopo li devi anche in allenamento, devi anche allenare quella convinzione lì. Tipo, non so, io per dire 2 o 3 volte all'anno vado a buttarmi in paracadute per addirittura quell'adrenalina, quella decisione di dire... Siete matti, state mai fermi un secondo. A livello di testa. Vuoi portarti Frida con te col paracadute? Sì, vengo e poi gli dai lo zaino no, dell'invito, non se ne accorge mica, non se ne accorge. No, no, volevi dire Frida che so che volevi fare una domanda al nostro Walter. No, volevo collegarmi in realtà a Ludovica, rimanendo sempre sullo sport, anche la nostra Ludovica deve fare scelte come quelle di Walter. E si butta col paracadute la Ludovica, no? Veloci ed importanti, certo. Perché comunque nello sport in generale bisogna, quando si è a dei livelli importanti, fare delle scelte. Ecco, a tal proposito presentiamo Ludovica, hai fatto un bellissimo collegamento da grandissima, Ludovica brava è la nostra Frida. Campionessa di sciabola. Oh là là, guarda che meraviglia, accompagnata da Nicola. Brava. Ciao Nicola, ben ritrovati anche voi. Sì, esatto, vecchie conoscenze. Ci siamo visti l'anno scorso. Però sapete che quando ci rivediamo è buon segno, perché noi abbiamo sempre qualcosa, vuol dire, da presentare. Quindi vuol dire che è successo qualcosa in questo anno? Sì, sicuramente ci sono sempre degli sviluppi. Diciamo che l'ultimo periodo è stato un bel momento. Arriviamo da un finale di stagione molto interessante dove abbiamo vinto la A2 nella gara squadre. E oggi con me c'è Ludovica, o meglio, oggi sono io qui con Ludovica. Con Ludovica. Perché appunto arriviamo da
una prova di un campionato italiano vinta, con una convocazione in Coppa del Mondo che è arrivata nella settimana scorsa e quindi ci stiamo preparando a questa importante gara. Insomma, è un bel momento. Ma Ludovica, siediti pure, siediti, i nostri potenti mezzi ti permettono. No, non ci sono sedie, quindi Ludovica non si può sedere qui, no scherzi, sei bellissima da vedere anche in piedi. Quindi, insomma... Maurizio, sai quanti anni ha Ludovica? No, non lo so, quanti anni ha Ludovica? 16 anni. So che però Ludovica è molto molto brava, perché comunque so che studia non vicino casa, si allena tantissimo perché certi risultati non vengono mai dal niente, quindi c'è tantissimo lavoro dietro. E visto diciamo le caratteristiche di questo sport, della scherma, Nicola, poi magari sentiamo meglio come si organizza Ludovica, è uno sport che comunque ti allena sia mentalmente che fisicamente, ti dà una certa preparazione anche come stile di vita, vero? Sì, sicuramente. Fin da piccoli i bambini si devono confrontare con una situazione dove sono da soli, quindi devono, dicevamo prima, prendere delle decisioni in tempi molto brevi e molto importanti. Ecco, perché una delle caratteristiche della sciabola, vero? Sì, non per entrare troppo nel tecnico, ma lì prima parlavamo di 3 decimi di secondo, ecco, una stoccata nella sciabola, non so se avremo modo di vedere delle immagini video. Che stanno andando sotto. Nella sciabola tra il momento in cui si parte e il momento in cui si accendono le luci, quindi finisce la stoccata, passa in media 1 secondo e 2. In quel secondo 2 è molto difficile prendere una decisione che sia efficace, quindi poi subentra delle questioni tattiche dove rapidità mentale, pensare una stoccata per l'altra, immaginarsi la situazione e provare di crearla. Ecco, io vorrei far parlare anche Ludovica, abbiamo qua il microfono, l'abbiamo, Ludovica, ti do un attimo il microfono. Ecco, la tua reazione quando sei in un combattimento, come decidi di fare un certo tipo di attacco rispetto a un altro? Mi diceva Nicola, correggimi se sbaglio, io non sono molto tecnico, che c'è una sorta di visualizzazione mentale prima di quello che può essere il combattimento, vero? Sì, in teoria ci dovrebbe essere, però in certi casi, per esempio nel mio caso, manca, quindi qualche volta mi affido totalmente a quello che mi dice il mio allenatore oppure vado d'istinto, anche se non si dovrebbe. Che l'istinto però aiuta un pochettino. Qualche volta sì. L'X Factor del campione viene fuori in qualche modo, insomma, quindi... Ludovica, tu come ti sei avvicinata a questo sport? Allora, ci sono 2 versioni della storia. Mio padre dice che non è che mi ha costretto, mi ha avvicinato lui perché ero molto distratta e la scherma aiuta la concentrazione, quindi lui sostiene di avermi avvicinato. Quindi merito del papà. Esatto, secondo lui. Mentre Secondo me, io invece mi ricordo di essermi avvicinata durante le Olimpiadi del 2008 vedendo la scherma in televisione. Insomma, lì ha fatto innamorare tanti, lì vedere la Vezzali e le sue colleghe, insomma... È stata un'emozione per tanti sicuramente, quindi diciamo che c'è un binomio di varie cose insomma, che ti hanno avvicinato. Senti Ludovica, Maurizio prima diceva che stai gestendo la scherma e il tuo stile di vita in un modo un po' frenetico, perché? Perché io divido la mia vita in 3 posti diversi, cioè vado a scuola a Bologna, vivo a Castelguelfo e vado a Scherma Imola. E quindi è un continuo spostamento, praticamente, io vado con il treno a scuola e poi dopo sto a casa pochissimo, sto a casa 3-4 ore e poi dopo vado via subito. Sei bravissima anche a riuscire appunto a fare tutto e a ottenere anche dei risultati come questi. Grazie. Davvero. Nicola invece, società sportiva che quest'anno ha un compleanno importantissimo, perché insomma noi parliamo di Ludovica, ma Ludovica è figlia di una società veramente che ha... Sì, quello sicuramente aiuta. È un'eccellenza imolese. Potersi allenare in un contesto come quello che siamo in grado di offrire noi penso sia impagabile. Certo. Arriviamo nel 2016, compieremo 30 anni, che per una società sportiva in questa epoca storica è un traguardo molto importante, offrendo una struttura incredibile. Nicola, ricordiamo anche a casa, per chi volesse iscriversi a Scherma, appunto Imola, dove può trovarvi? Fisicamente siamo in una traversa della via Selice, diciamo la via, insomma, diciamo la via Ercolani. Via Ercolani, insomma. Altrimenti digitando schermaimola.it sicuramente ci trovano e hanno tutti i riferimenti per poterci venire a trovare. Perfetto. Quindi so che hai fatto un grandissimo lavoro nelle scuole per avvicinare i giovani a questo sport veramente importante, quindi continuate su questa direzione perché perché come dicevamo prima, crediamo prima che questi risultati, quelli alle mie spalle, che comunque la scherma sia un importante modo per affrontare la vita in generale e quindi
crediamo che sia una componente molto consistente nell'educazione dei bambini, anche dei più piccoli. Se poi all'educazione si abbina anche lo spirito agonistico che non fa mai male, sia nella vita che nello sport, naturalmente, insomma, quindi credo che sia comunque un binomio vincente. Ludovica, progetti per il futuro? So che, insomma, imminente? Se li chiedi a lei... Lei non li ha. Come non li ha? No, ha un aereo prenotato per la settimana prossima, andiamo in Bulgaria. È uno sportivo sicuramente pieno di obiettivi, quindi prossimo obiettivo? Credo alla lunga la qualificazione per europei e mondiali. Bene, comincia a visualizzarla che ti aiuta. C'è già la qualificazione, quindi Walter, parliamo... che cosa ne pensi della scherma? Bello sport. Però ti buca le gomme la scherma, non è molto adatta a te secondo me, non è molto adatta a te. Bello sport, veloce. Dammi pure il gelato. Andiamo. Bene, ascolta Walter, niente, in bocca al lupo, progetti per il futuro, li chiedo anche a te. Niente, solito campionato, adesso andiamo nella Open 1000 e poi faccio sempre con l'adatore per la Yamaha nel motocross, allora tiriamo ancora avanti con questi allenamenti. Sempre 300 all'ora e via, sempre volando. Speriamo, sempre. Dai. Bocca al lupo a tutti ragazzi, complimenti. Grazie. Ci vediamo in bocca al lupo per il futuro, ragazzi. Ludovica, mi raccomando. Ok, in bocca al lupo grandissimo. Lena, vieni pur dentro con i prossimi ospiti, che intanto che tu congediamo gli ospiti attuali e presentiamo poi i prossimi ospiti. Io mi avvicino invece da questa parte, che sono arrivati. Sono arrivati il duo del Basta Mo più uno se ce la fa. Dopo tutti gli incidenti. Ma dopo tutti gli incidenti, ma eravate voi che avete provocato gli incidenti? No, per fortuna no. Par fortuna, perché non è per fortuna. Qualcuno che è migliore di noi. Vedi mo. Gli hanno fatto a provocarlo. Ah sì, Ecco, vedimo lì. Noi abbiamo approfittato di Fabiana, quindi per cominciare, quindi dopo vi vogliamo ascoltare qualcosina che ci farete naturalmente. Tutto quello che volete. No, tutto quanto, quello che vogliamo. Allora, facciamo uno stacchettino veloce per presentare i nostri ospiti, ragazzi. Ci siamo pronti? Eccola, il duo del Basta Mo, il duo del Basta. Io sono arrivati, sono strepitosi. Buonasera. Mi ero preoccupata, Maurizio, sì, anche perché l'uno se ce la fa non si sa mai, siamo a rischio, 90 anni, siamo a rischio. Io tutti i weekend penso a lui, è giovedì che viene. Poi il 2 novembre è la festa anche, quindi io ho pensato all'anniversario, no niente, scherziamo, battute a parte. Vincenzo, non ci ascolti, lei non deve sentire cosa diciamo. No, ho detto Vincenzo che il 2 di novembre, no è anche sordo Vincenzo, il 2 di novembre Vincenzo, c'è l'usanza? È passata, c'è la famosa poesia a Livella, no? Ogni anno il 2 novembre. Esatto. Bene, detto questo, qui altre due società, un'altra società sportiva importantissima che è la Scuola Calcio Medicina e Fossatone. Buonasera. Qua abbiamo il direttore generale Cristian Moroni e qui a fianco abbiamo il dottor Giorgini Martino. Buonasera. A proposito di integratore, dicevamo prima, dottore, ma anche perché è sponsor, diciamo, della squadra di calcio. Sì, c'è una bella correlazione. Sì, c'è una bella correlazione, quindi è importante, insomma, metterli assieme e farli parlare. Cominciamo da Cristian. Lascia il microfono intanto, dottore, così. Allora, buonasera. Cristian, buonasera. Io so che siete tantissimi, una scuola calcio strepitosa, direi di far entrare tutta quanta la banda, che tu sei stato carinissimo, li hai portati con noi. Tutti quanti. Guarda che meraviglia, Abbiamo portato alcuni rappresentanti. Tutti quanti. Grazie. Guarda che meraviglia. Ciao Lena, ma sono i tuoi figli, Lena? Sì, guarda che belli, guarda che meraviglia. Ciao Giovanotto. Buonasera. Che bello questo. Qui sono tutti, ciao campioni, ciao. Ti ne battono in 5 questi, Questi sono avanti anni luce. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Maurizio, sono in ordine di età. Che bello, sei alto come me, guarda che meraviglia. Qui ti abbiamo portato alcuni dei ragazzi, i capitani delle squadre un po' più grandi, ai piccolini, un pochettino di tutte le annate che abbiamo. Certo. Accompagnati dal super presidente Donato Bressan. Lo presentiamo, Donato Bressan. Buonasera. Presidente, compito importante il suo, insomma, perché insomma, questa è una società da tenere in fila, insomma. È una società che, come dicevamo, di futuri campioni, speriamo. Qui manca soltanto come rappresentanza la prima squadra, che sono là che si devono allenare perché è un brutto periodo, quindi è giusto che stiano a lavorare. E il calcio 5 femminile. Che salutiamo naturalmente. Ecco, nascete nel 2013, vero? Quindi siete abbastanza recenti, c'è una fusione in questo periodo. Recenti sì, perché è una fusione nata appunto a giugno del 2013 dal, diciamo, vecchio Medicina Calcio e il vecchio Fossatone Calcio.
abbiamo mantenuto i titoli sportivi storici del vecchio Medicina e del vecchio Fossatone, e da lì siamo ripartiti da capo in tutto e per tutto, dai piccolini, dai più piccolini. I più piccolini quanti anni hanno? Quest'anno i più piccolini partono dall'anno 2010. Dal 2010, 2009, 2009. Ho la pelle d'oca, 2010 è veramente... Sono strepitosi, sì, abbiamo delle ottime annate, siamo contenti, abbiamo fatto... Bravi ragazzi, complimenti, Grinta, è vero? È importante. Sì, ecco, nel 2014 avete fatto un campionato molto importante, buono, campionato molto importante, come primo anno di fusione abbiamo fatto molto bene, poi siamo saliti di categoria, siamo arrivati in promozione, l'anno scorso abbiamo sfiorato addirittura la seconda promozione consecutiva, perdendo purtroppo lo spareggio finale, e quest'anno le ambizioni erano per fare un ottimo campionato, siamo partiti con gran voglia, però purtroppo la partenza non è delle migliori. Vabbè, insomma, abbiamo tempo per rifarci. Siete ripresi, insomma, come anche le grandi squadre. Ecco, però l'importanza fondamentale di per farli crescere questi ragazzi, cosa che io non ho avuto la fortuna di incontrarla, perché insomma sono rimasto... Sì. Lei doveva esserci. Io quando avevo 6 anni ero alto 1,66 m, ero un gigante a scuola a 6 anni, sono rimasto così. Mi sono passati tutti sopra e questa è la mia caratteristica, a parte gli scherzi. Se avessimo avuto qualche integratore, anch'io Maurizio forse... Dottor Giorgino Martino, lei ha un rispetto dell'energia di vita delle piante, insomma lei vive le piante praticamente, possiamo dirlo, vero? Lei ha un metodo tutto suo. Per poter estrarre dalle piante anche le parti liposolubili, cioè solubili nei grassi, gli oli essenziali, le resine e anche i sali minerali. Certo. Sì, teniamo il gelato un po' più vicino. Semplice, cioè se estraendo solo con l'acqua non si estrae una resina, volano nell'aria gli oli essenziali, quindi tutte queste lavorazioni vengono fatte sottovuoto per non avere con l'ossigeno delle ossidazioni e ottenendo delle temperature bassissime. Lei è arrivato a tutto questo nel corso del tempo, perché lei la sua attività nasce nel 77 con una semplice erboristeria, quindi classica erboristeria di paese, presumo. Sì. Come si evolve tutto questo percorso di esperienza, possiamo definirla? Ma intanto nel 77 nelle erboristerie c'erano solo erbe per fare poi delle infusi, dei decotti a casa, dei decotti. È stato proprio i clienti che dicevano: ma non si può avere, adesso potrei anche dire in dialetto romagnolo, no, diciamo insomma, siamo di qua. Non si può avere una perla invece di queste cose, non si può avere una cosina, una pastiglina, pastiglina. Infatti stiamo anche guardando le immagini e quindi cominciai a pensare che in passato si facevano questi estratti dalle erbe, solo che erano andati in disuso, anche estratti secchi, pastiglie, e quindi cominciai a fare questa produzione. Poi cominciai a pensare di mettere vitamine, sali minerali e altri nutritivi insieme alle erbe per potenziare gli effetti fisiologici, conoscendo dove potevano agire nei vari apparati, organi eccetera, in modo da poter intervenire giusto. Adesso chiederle se lei fa uso di erbe mi sembra una strana domanda. Io non esco di casa senza 2 valigette di prodotti. Ecco, infatti lei so che c'ha una valigetta sempre, ne ha portati qualcuno, ne ha portati questi integratori qua che abbiamo qui. Vabbè, insomma, fosforo, naturalmente, questo va bene per la... Sì, questo è il primo che ho fatto per poi dopo essere più, cioè per poterli inventare meglio gli altri. Ah, quindi naturalmente di qui, insomma, mettiamo, ecco, perfetto. E poi naturalmente, insomma, tantissimi integratori alimentari, insomma, che danno energie. C'è anche una linea appunto per chi si dedica allo sport, ma comunque sono prodotti che possono prendere chiunque, perché prodotti che rinforzano i legamenti, i tendini, ne ha bisogno sia lo sportivo come certo. Quindi lei, dottore, collabora con appunto la società sportiva calcistica che abbiamo oggi di Medicina Fossatone, perché dà gli integratori ai ragazzi, giusto? Beh, io li propongo, poi sì, c'è stato come tutti gli anni un importante torneo anche quest'anno dove partecipano decine di squadre a livello nazionale, quindi per me è un bel modo di farsi conoscere. Direi. Poi, allora facciamo una cosa, siccome ti lascio questo qui un secondo, perché siamo a ridosso praticamente della pubblicità. Vi tengo qua perché non vi voglio spostare, perché vi voglio insomma coinvolgere anche nel secondo blocco. Mi sposto un attimino perché, visto che sono arrivati i personaggi del duo De Bastamo e uno se ce la fa, che è sempre qua vicino a me, io vi direi uno piccolissimo stacchetto di 10-20 secondi per far sentire la tecnica musicale del nostro Domenico, di Vincenzo e della nostra bellissima e brava Fabiana. A voi! Subito dopo la pubblicità, pochissimi secondi. Se non partite, parte subito la pubblicità. Partite pure. No, dicevo, se non partite... Perfetto, benissimo, molto bravi,
Ragazzi, voi continuate, questi hanno continuato per tutta la pubblicità, solo non si fermano più, ragazzi, neanche Elena vi ha fermato, vi rendete conto? Vincenzo, io voglio che tu stia fermo, te non ti puoi permettere, tu sei all'altezza sbagliata. Come devo fare? Ma tu l'altra sera, già che mi ha detto Elena, che l'altra sera si è lamentato un po' perché tu l'hai toccata, ti abbiamo visto tutti, poi stavi là in mezzo che... No, ho toccato piano piano. Ha detto senza fare indolore pure io. Che dolce, dagli un bacino a Vincenzo pure, un bacino eccolo là, vedi, oh che carino. Allora, momento del proverbio della serata. Elena, a te il microfono naturalmente, prego. Proverbio della settimana. Una gabbia, seppur bellissima, per l'uccello resta sempre una prigione e non lo renderà pertanto felice. Questo era il proverbio, quella è la traduzione. Vai, proverbio quello La bella gabbia non nutrice l'uccello. Eccolo là. Non nutrice l'uccello, quindi tradotto, la traduzione cosa vuol dire? Quindi l'uccello non sarà mai felice. di chi? Quello di Vincenzo? No, aspetta, no, la cosa si fa complicata, no, si parla di uccello intesa come senso della vita, cerchiamo di spiegare bene. Allora, se viviamo, se dove viviamo quello che facciamo non ci piace, anche se è bellissimo, non ci farà stare bene, questo è un senso della vita. Tu parli, ti senti una gabbia? C'è sempre una gabbia Quando? non stai bene. Quando? Quando tu non stai bene, sempre una gabbia, quando sei allegro e contento, la gabbia non esiste. Che poeta. Che bello. Che poeta. Che bello. Che bello. Hai tradotto anche in russo? Sì. Быть красивым не значит быть счастливым. Tutto qui? Bruzziscazzi. Sì, nella mia lingua. Benissimo, allora questo è il proverbio della settimana, insomma facciamocelo nostro. Ragazzi, mi raccomando, dopo vi vogliamo belli carichi, io torno qua dalle nostre associazioni sportive, dalla nostra Medicina Calcio, dei nostri ragazzi, i nostri campioni. Allora, riparliamo del calcio naturalmente, giusto? Allora... Siete un vivaio sì, anche per le grosse squadre, vero? Mi dicevi, Cristian. Sì, direi sì. Uno degli obiettivi è stato questo, uno dei primi obiettivi, instaurare dei rapporti di nuovo con collaborazioni importanti, già il Bologna, il Cesena, quelle più limitrofe, certo. Però anche col Forlì stesso abbiamo un ottimo rapporto e qui che siamo in casa anche con l'Imolese gli abbiamo fornito dei ragazzini negli ultimi anni. Ah, guarda, è una buona collaborazione. È giusto darglielo, insomma, anche noi. Assolutamente, assolutamente. A che livello, diciamo, che fascia di età? Vabbè, stiamo parlando di ragazzini giovani, però per dire Bologna parliamo, qua c'è il presidente che mi può confermare, Annate 98, 2001, Forlì 96 e poi fino anche del 2007 addirittura. Quindi, bene. Ma che cosa dipende? Il fatto che siete in grado voi di fornire tanti giovani alle squadre magari maggiori? Un fatto di capacità vostra di allenare, di coinvolgere? Da cosa dipende questa? Il nostro principale obiettivo è formare dei ragazzi, sia disciplina assolutamente che è fondamentale. La scuola ne fa parte e soprattutto calcisticamente grazie anche degli ottimi collaboratori, responsabili tecnici che abbiamo in queste 2 annate inserito, certo. Tony Mongelli nei piccolini e Stefano Alboni in quelli un po' più grandi, che si fanno un discreto lavoro. Certo. E quindi tra le varie collaborazioni che stavamo ricordando e il dottore, ce n'è un'altra in particolare molto importante che volevamo ricordare. Come dici, come sponsorizzazioni? Sì, ci tengo anche per questo perché il vecchio Fossatone aveva uno sponsor ufficiale che era Locatop, che anche lui da anni sosteneva il Fossatone e continua tuttora come il dottor Giorgini a dare un importante contributo per la realizzazione di queste cose. È importante, esatto. Insomma, per le società sportive, grazie agli sponsor, insomma, si riesce a far sopravvivere lo sport. Aggiunti a questi ne abbiamo anche tanti più piccolini che grazie a loro sempre, certo. Però non possiamo stare a elencarli tutti. L'anno scorso, vogliamo ricordare anche, avete avuto un evento molto importante. Sì, abbiamo per prima edizione, appunto come nuova società, ci siamo impegnati, abbiamo realizzato un evento professionistico per l'annata 2005 e abbiamo avuto un ottimo successo, credo, perché appunto abbiamo avuto degli elogi da società importanti, vedi Chievo Verona, vedi Bologna, Cesena, Carpi, Reggiana
devi andare. E volete quest'anno in corso, cercate. Diciamo, vogliamo riproporlo e cercare di migliorare sempre di più. Bene, bene. Dottore, invece, questi integratori, che caratteristiche danno? Che cosa, insomma, che effetto fanno su, che benefici danno? Dipende dalle esigenze individuali, ci sono erbe come l'eleuterococco che aumenta la resistenza fisica. L'eleuterococco? L'eleuterococco, sì, chiamato anche ginseng siberiano, i russi lo usarono per primi in una certa Olimpiade e fecero man bassa di medaglia. Lei è russa, lei è diventata alta così perché lei con l'eleuterococco ha abusato di eleuterococco. Oppure c'è tipo prodotti con clorofilla che apportano più ossigeno ai tessuti. Certo. O tutte le varie Quindi problematiche. questi integratori servono sia a livello sportivo ma anche a livello di benessere quotidiano e di salute. L'ossigeno ai tessuti penso che interessi a tutti. Ecco, dove li troviamo questi integratori, dottore? Nelle farmacie, nelle erboristerie, nelle parafarmacie. Io ho una curiosità, Maurizio. Sì. Ho una frase che vorrei leggere al dottore. Eccola là. Molti ci imitano, nessuno ci copia. Lei l'ha scritta perché? Perché quando feci questa pastiglia, che è il primo prodotto che feci, in forma di grani, sì. Molte ditte poi cominciarono a imitare questo prodotto, proprio decine di ditte, quindi io poi ero abbastanza giovane, eccetera, non ho pensato di brevettare forme, certo, o formule, cose del genere, quindi scocciato di essere un po' imitato, proprio sull'etichetta portai questa frase. Bello, insomma, quindi una storia dal dice 77. Esattamente quelli che sono i suoi prodotti, dottore, quindi se sono imitati forse è meglio prendere l'originale. Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo il nostro Viagra omeopatico che è la nostra Lena è un Viagra omeopatica, è tutta naturale, quindi non c'è bisogno di condimenti aggiunti, come si dice, vero Cristian? Maurizio, ti ricordo che ci sono dei bambini in studio. Sì, ma loro sono più grandi, insomma, ormai dovranno spiegare loro ai genitori dopo cosa abbiamo detto, se loro sono avanti anni luce. Bene, invece è il nostro Vincenzo, quello l'uno se ce la fa, che integratore consiglio, dottore. Io un integratore, diciamo un restauro, guarda che mossa che ha Vincenzo. Forse sta già prendendo qualcosa, forse dovrei chiedere io. Chiediamo che integratore prende. Un po' di ginseng fa sempre bene a tutti. L'eleuterococco un po' quello, no, è a prescindere. L'eleuterococco per la resistenza. Vincenzo non prende niente, ve lo garantisco io, è il sale della vita. Beh, già tu che garantisci è preoccupante secondo me, non so come faccia a garantire lei, insomma, quindi già questo è un problema. Però detto questo, allora bene, progetti futuri, forza Cristian. A futuri. Tanto lavoro. Tanto lavoro, provare sempre di migliorarsi, aumentare i tesserati perché vuol dire aver lavorato bene. E avete 300 iscritti più o meno. E noi tra i ragazzini, i bambini, prima squadra, squadre femminili, allenatori, abbiamo 32 tra allenatori e collaboratori, più staff tecnico. Ti faccio una domanda, perché prima hai detto una cosa per me molto bella, hai detto che siete bravi come si dice, nell'allenamento, la preparazione di questi giovani atleti e soprattutto puntate molto sull'educazione in campo, quindi perché poi col tempo si perde questa cosa qui? Perché questo è vero, questi livelli qui hanno proprio l'educazione in campo, sono ligi al dovere, magari li tenete in riga, poi dopo diventano professionisti, passa tutto. Si monta la testa. Si monta la testa. No, purtroppo, è la vita è questa qui. È più facile da bambini educarli e essere educati e da grandi si è... Certo. Sono più autonomi. Allora io vorrei 2 secondi velocissimo, vi saluto innanzitutto, vi faccio i complimenti per la scuola calcio, speriamo complimenti di vedervi per presto. i suoi prodotti dottore e naturalmente dia una mano a questi giovani qui a crescere. Vorrei fare una rapida carrellata, ragazzi, velocissimi col microfono, la improvvisiamo così ma vogliamo farla perché meritate comunque una presentazione, il vostro nome e cognome, vi passate il microfono. Forza, comincia tu giovanotto. Nicodemo Zompano. Come? Nicodemo Zompano. Nicodemo Zompano. Matteo Capece. Matteo. Tommaso Maretti. Tommaso. Giovanni Dallaio. Giovanni. Nicola Conti. Nicola Conti. Tommaso Capece. Tommaso Capece. Fabiano Chesci. Fabiano. Vai là, qua. Flavio Checci. Flavio Checci, vado di qua. Manuel Ogel. Alessandro Trigna. Tommaso Brini. Fabio Mormile. No, te non c'è perfetto. Ok, benissimo, ragazzi, in bocca al lupo. Donato Bressan. Donato Bressan, Presidente, dice, sono semplicemente il presidente, mi sono scordato il presidente. Non hanno capito che hanno 13 squadre. 13 squadre, sì. Sono un'esagerazione. Presidente, lei ha un bel lavoro da fare, però in mezzo a questi giovani credo che sia energia pura. Ha i capelli bianchi, quindi vi congedo, potete uscire tranquillamente dietro, sfilate pure, grazie a tutti. Chiamo la nostra Lena, vai con lo stacchetto, i 2 bastoni. Vincenzo, stai attento con quella, si guarda attorno. È distratto stasera, grazie dottore. Grazie mille. Grazie ancora. Ciao Cristian, ciao. Lorenzo. Arrivederci a tutti. Lorenzo. Perfetto, potete congedarvi di qua, grazie mille. Prego, dottore.
Lena, abbiamo fatto grazie anche queste, della tua così. collaborazione, vedo che hai portato dentro altri me l'avevano dato due per il ospiti, sito, ma due ospiti anche qui un po' anche particolari, esteri. tutt'altro che sportivi, qui parliamo di tutt'altro che sport. Siamo sempre in compagnia dell'avvocato Foschi, che l'altro giorno mi sono sbagliata, giovedì scorso il suo cognome, Foschi Pierfrancesco. Come l'avevi chiamato? Perché non è difficile. L'avevo chiamato Foschi. Foschini e tu mi hai seguito, tra ok, l'altro. ok, Quindi... Foschini, va bene, ok. E Andrea Ballarin. Andrea Ballarin, io so che sicuramente qualcuno di voi l'ha visto in qualche programma televisivo. Buonasera, Andrea. È stato definito concorrente onnipresente. Sì, da Striscia la Notizia nel 2008. 2008 fui beccato in 44 in più format in in brevissimo tempo. Allora, in un certo senso. facciamo un'anticipazione, Andrea. Sì. Tu arrivi da Borgo Masino, provincia di Torino. Di Torino, sì. Migliaia di apparizioni televisive. Beh, non migliaia, Vabbè, ma insomma, insomma, ne ha fatte più di noi due, Maurizio. Più di noi due, esatto. Quiz, varietà, talk show. Quindi, sì, è anche un reality. Anche un reality qua? Dove? Un docu-reality. Un? Docu-reality. Un documento, Sex therapy. Sex therapy, Avrete ora magari andiamo già sul caldo. sentito. Ma cos'è? Innumerevoli repliche su cielo, se si può dire. cielo. Non repliche sessuali, perché sex therapy, innumerevoli repliche, pensavo. Ah, quindi non ho mai vista questa cosa. Comunque, insomma, i più famosi, ok? Per giusto, Ruota della Fortuna, Sarabanda. Sarabanda, sì. Cosa ti spinge a partecipare a queste? Cosa ti ha spinto a partecipare a queste trasmissioni televisive? Mi sono posto anch'io la domanda in passato. Probabilmente era un po' nel mio DNA, come si suol dire. Insomma, sono cresciuto con la televisione e a un certo punto ho deciso di provare ad andare a vedere come fosse dall'altra parte. Insomma. Bella sta cosa. Poi mi candidavo a tanti giochi telefonici durante il periodo adolescenziale. Quindi, quindi eri proprio attivo sotto tutti i punti di vista. Ma Andrea, come nasce? Cioè, nel senso, come funziona? Tu decidi di partecipare e inizi a fare che cosa? Beh, adesso internet dà una grossa mano per riuscire a captare quelle che saranno poi le prossime produzioni, quindi le notizie arrivano con un certo tempismo. Altrimenti c'è il classico sottopancia, che è quella scritta che passa in televisione, che ti chiede se vuoi partecipare se vuoi candidarti, se vuoi trovare un vecchio parente, piuttosto che raccontare tante altre cose. Insomma. Ecco, poi tra l'altro varietà come la sai l'ultima, quindi sei anche improvvisato come barzallettiere, perché insomma, tu non nasci come barzallettiere, devi raccontare qualche barzelletta. Andiamo oltre. Andiamo oltre. Titanic condotto da Boldi e dalla Falchi, quindi comunque sia, insomma, vediamo anche delle immagini sotto che stanno andando, naturalmente, di tue beh. apparizioni televisive. Poi tra l'altro, ecco, tu hai anche dei talk show, mi dicevi ieri, questa è una cosa molto curiosa, perché tu hai giocato molto sul fatto che hai perso la verginità molto tardi. Sì. Ecco, adesso poi ci spiegherai non meglio. tardi nell'arco della giornata delle 24 ore, ma stessi capelli. Beh, ma sei sicuro questa è la mia, scusami, questa è la mia primissima apparizione in assoluto. Non sei te, potrei essere anch'io quello. Avevo 17 anni. Ah, ok, ma ti sono cresciuti i capelli a te o ti hai messo la parrucca là? Perché c'è qualcosa che non va, secondo me. No, però a parte tutto, allora tu sei famoso perché hai perso la virginità molto tardi, e questo qui ha attirato l'attenzione nei talk show. Sì, di diverse redazioni sono passato dai fatti vostri, piuttosto che sono stato sottoposto alla macchina della verità, dal posto tuo con Paola Perego. Sei stato invitato anche da Fai la cosa giusta, condotta da Irene Pivetti. Di Irene Pivetti, sì, tra l'altro donna intelligentissima. Sì, che anche lei la verginità l'ha persa, anche perché era improponibile. Guarda Maurizio, probabilmente. Ci sono anche altre immagini. Capito. Ecco, quindi insomma ti sei comunque dato da fare per entrare. Sì, abbiamo conosciuto poi Funari, insomma, sono stato invitato. Ma è vera quella storia della verginità, secondo me? Io l'hai raccontata No, assolutamente. Infatti rischiavo di non rischiavo di contraddirmi. Ma è stato perché un era fatto tutto assolutamente religioso il tuo della verginità o è stato un fatto così? Ero piuttosto timido, poi il tutto probabilmente legato a un'educazione restrittiva, come quindi... possiamo dire. Però molto bravo nel fai da te, immagino, nel bricolage, perché insomma avrai frequentatore di Leroy Merlin, Hobby, tutti questi grossi... Ma forse il problema è stato che secondo me non hai incontrato Lena, la nostra Frida. Bellissima, bellissima. Belle ragazze, hai visto, accompagnato da belle come ragazze. Bellissima.
beh, sicuramente, la nostra Frida, ci mancherebbe, anzi. Lei... Grazie Andrea, perché se fosse per Maurizio ormai non mi calcola più. Ascolta, beh, però adesso arriviamo al dunque, sì. Perché dovete sapere che questa volta però ci sei rimasto un po' dentro, esatto. vero Andrea? Sì, assolutamente. Ecco, praticamente tu a dicembre 2014 partecipi a dei quiz su Agon Channel, televisione albanese. Sì, con televisione italiana, con sede in Albania. Che trasmette sia per l'Albania che per l'Italia, con sede in Tirana. In Tirana. Quindi, cosa succede lì? Tu partecipo a dicembre dello scorso anno, l'intero bouquet di quiz. Scusa un attimo, Vincenzo ha detto bouquet è una sorta di... non è una parolaccia, ok, perfetto, no, benissimo, l'aveva capito, benissimo. Partecipo a tutti e tre i quiz, proposti dall'emittente, e in quello che era considerato il quiz principale, Una canzone per 100.000, condotto da Pupo, riesco a portare via 20.000 euro. Porca miseria. Poi da buon disoccupato quale mi ritengo, insomma, esatto. Fanno comodo. Era una manna dal cielo, assolutamente. Porca miseria. Ma succede che? Vinti a dicembre, mi sarebbero dovuti arrivare entro il mese di giugno, quindi di solito i premi vengono consegnati entro i 6 mesi dal momento della vincita. Siamo a novembre e non ho visto il becco di un quattrino, come si suol dire. Ecco, anche perché qui c'è sicuramente dietro la truffa, perché di questo caso ne hanno parlato a Strisce la Notizia, hanno intervistato anche Pupo. Pupo è all'oscuro di tutto, tra l'altro, e ha detto che anche lui per primo sarebbe disposto a rimborsare i concorrenti, visto la figuraccia che anche lui insomma, si è comportato da gran signore. Sì, il 13 ottobre è andato in onda il servizio di Striscia la Notizia. Infatti lo stiamo vedendo intervistato, adesso. Ecco, da Jimmy Ghione. Certo. Ecco. E questo sono io al momento della vincita, contentissimo, certo. Perché è stata assolutamente una gioia, certo. Sì, vabbè, direi, indubbiamente, poi da disoccupato, giustamente, come dicevi tu, cavolo, fanno 20.000 euro se permetti, insomma, fanno un po' di differenza anche a casa di tutti, no? E invece ciccia, come si dice. Siamo rimasti con un palmo di naso. Certo. Allora, ti dico una bella notizia, bella, non so se può servirti, news di pochissimi minuti, perché comunque il titolare di Agon Channel è stato comunque arrestato ieri all'aeroporto di Londra, in quanto pendeva su di lui un mandato di cattura internazionale, l'hanno beccato all'aeroporto di Londra. Quindi, detto questo, insomma, l'hanno preso e vedremo se pagherà questi soldi che deve ai concorrenti che hanno partecipato. Lo spero. Se ci sarà una svolta positiva. Per aiutarti in questo, guarda, abbiamo qui di fianco a noi appunto Pierfrancesco Foschi. Buonasera. Ma che storia è questa qua? Cosa deve fare il nostro amico per riuscire a prendere questi soldi? La prima premessa, non posso ovviamente assisterlo perché è già validamente assistito dai colleghi e dalle associazioni, e mi posso rivolgere ad altri che finiscono in situazioni analoghe. La sua vicenda, ahimè, la posso liquidare con una terribile battuta. Per quanto ne so, Agon Channel, se tradotto, correggetemi, dovrebbe voler dire il canale Alba. Agon significa alba in albanese. Sì. Qui siamo già al tramonto sia del canale Agon, è già finita, e ahimè temo delle speranze di Andrea Ballarin. Sai, poi non è neanche l'unico caso isolato, perché ci sono state anche altre vicissitudini dietro a poi la circostanza, insomma, che sia stato arrestato non aiuta tanto, perché... quindi può essere, diciamo... Cioè, dal punto di vista finanziario, della possibilità di recuperare queste somme. Certo. Insomma, poi magari le cose non andranno così, però si può temere il peggio. Ti devo correggere quando dicevi è una truffa. Anche questo dipende dal rapporto che aveva il signor Ballarin con Agon Channel. Certo. In altri termini, se c'era un contratto in cui era previsto un corrispettivo per la sua partecipazione o comunque un pagamento, allora la truffa è bella e buona, perché uno fa un lavoro, gli promettono qualche cosa. Se invece era mica solo, sono 20.000 euro il premio che gli era stato promesso, siamo sul margine, però varrebbe la pena valutare, perché ci sia una truffa, oltre all'artificio a raggiro che è palese. Abbiamo visto le immagini prima, proprio finita la festa, Gabbato lo Santo, ma sicuramente il signor Ballarin si è dovuto spostare, ha perso dei giorni, perché poco rileva che sia disoccupato o occupato. C'è un aggravante comunque, da poco, certo. Sicuramente gli è stata promessa una somma, forse è stata anche pattuita, non l'ha vista, quindi anche la strada penale, però il problema di fondo resta sempre lo stesso.
se poi anche da un procedimento penale non scaturisce la possibilità di ottenere in sede civile un risarcimento o un adempimento, in questo caso, di quello che gli è stato promesso. Ecco, lì non c'è una sorta di tutela nei confronti dei concorrenti che partecipano a questi giochi, una sorta di assicurazione, una sorta di tutela, perché insomma uno è vero, dice, sono andato là, ho giocato, ho vinto, cioè, tu non è che puoi decidere di darmi o non darmi, me li devi dare, perché non so, te li vengo a prendere da casa. Perché è una promessa al pubblico concettualmente, assomiglia molto ai concorsi a premi che facevano a volte i produttori o altri, dove si diceva se riempi il tal bollino ti do il premio, ti do il prodotto. Però essendo una promessa al pubblico, se non adempiuta non è una truffa, è un inadempimento civile e quindi comporta solo la necessità. Comunque c'è una causa civile. C'è una causa civile. Quindi non si va, ma non si va mai a prendere i soldini in tasca a questo qua? Ecco, allora, si può con la denuncia penale e la denuncia per truffa chiedi che sia arrestato, ma è già arrestato a Londra per altre ragioni al momento. Con invece un'azione civile chiedi di andare a prendere i soldini, ma in una situazione come questa, dove c'è una società, una televisione che insomma mi fa temere, date le premesse, che insomma non dico che possa, cioè non sta a me certo valutarlo se può saltare o meno, ma fa preoccupare sul suo futuro. La cosa assurda è che moltissimi VIP della televisione italiana poi si erano trasferiti in Albania da questo specchio per le allodole, perché questa Agon Channel è dato un po' per altri sono partiti alla grande, via l'avventura, tutti quanti, insomma, tutti quanti, come se fosse il paese di Bengodi, no? La novità assoluta. Quindi... Come testimonia addirittura Nicole Kidman. Cioè, addirittura, quindi... Ma questi li hanno pagati questi qui? Sai qualcosa tu, Andrea? Ma adesso tra l'altro sembra appunto che lo stesso Pupo sia in attesa di essere liquidato. Diciamo che la cosa che ho notato quando ero concorrente durante il mese di dicembre appunto ad Agon Channel, insomma, notavo un'aria un po' particolare, insomma, faccio riferimento a pagamenti arretrati, insomma, c'era un po' di subbuglio. Vedevi una situazione strana. Però non voglio entrare in merito più di tanto nella cosa, perché insomma non avendo... certo. Però... Come si chiama il titolare di quello che hanno arrestato? Francesco Becchetti. Francesco Becchetti. Beh, se ti becchiamo Francesco Becchetti di nome di fatto, gli facciamo male, cosa dici? Questa è una cosa bruttissima, secondo me. Però allo stesso tempo mi vorrei poter dire una cosa, vorrei comunque tranquillizzare chi volesse candidarsi a dei quiz, perché a me è capitato di vincere anche in passato, più di una volta, magari cifre inferiori, piuttosto che oggetti, che sono sempre stato pagato. Infatti la mia domanda era questa. Perché me lo chiedono spesso, ma molti pensano, ma poi non ti pagano, ma no, diamine, è tutto quanto messo per iscritto. E che cosa non è reale, perché quando si vedono trasmissioni con vincite importanti, io mi sono sempre chiesta. Pagheranno, ma è vero, è reale? A quelle vincite bisogna poi comunque sia poi detrarre tutte le varie tasse, ok. Però almeno a me è sempre, questa è la primissima volta che ti capita questo, che mi succede questo, è sempre arrivato tutto, magari non ti arriva tutto dopo una settimana, però magari comunque ti arriva effettivamente al termine di quei 6 mesi di cui parlano i vari contratti. Però Andrea, noi ti facciamo un in bocca al lupo grande per riuscire a prendere tutti i tuoi soldini. Esatto, speriamo. Facci sapere, tienti aggiornati naturalmente su queste cose qua, anche via mail, assolutamente, ci teniamo naturalmente, ringrazio anche l'avvocato, periodicamente lo ricorderemo la tua storia, perché vogliamo tenere informati tutti quanti. Sei stato carissimo. Se hai bisogno il nostro avvocato è a disposizione. In bocca al lupo per il futuro, in bocca al lupo benissimo a insistere su per il tuo futuro anche lavorativo, insomma, visto che anche questo ci vuole. Detto questo, io chiamo dentro Lena perché siamo veramente agli sgoccioli. Esatto. Grazie avvocato. Grazie alla prossima, Francesco. mi raccomando. Se hai notizie per correlate con Andrea, resta pure, ci salutiamo qui. Grazie Elena. Ringraziamo naturalmente tutti quanti, naturalmente Etwin, ragazzi e ragazze di Etwin. Che li salutiamo sempre. Per i tuoi bellissimi abiti. Non so se hai notato Si nota. mia panta come oggi a Grassi, e tutto. ringrazio anche il parrucchiere Contrasti sempre di Imola. Detto questo, che dire, io mi avvicino alla nostra band scatenata. Questa sera mi avete un pochino lasciato solo all'inizio, vi voglio più puntuali la prossima volta. Con cosa chiudiamo questa sera? Un pezzo famosissimo, Rolling Stones. Pepe Sale. La cavallina, che bella cavallina, che bella cavallina. No, non saltare che ci finisci qua la serata. Via, quindi la cavallina dalla nostra band, il duo di Basta Mo e Uno se ce la fa. Alla prossima settimana, ciao a tutti, ciao!